Lunedì 11 marzo e siamo qui alla seconda puntata di Che Calcio che fa, che quest'anno ha una sua tempistica in base un po' alle varie esigenze delle persone che vengono ovviamente ospiti, e anche al fatto stesso che mi piace riportare anche dei temi o delle situazioni, come per esempio la presentazione di un libro, quello che succederà proprio oggi, e lo faremo con un interista e un milanista doc, che insieme collaborano per scrivere dei bellissimi libri. Vi ricordo che Che Calcio che fa ormai è arrivato alla 10ª annata, che è stata, diciamo, fin qui un percorso un po' sinuoso, da Radio Milan Inter a Silvio Music Radio, dalla radio alla TV su Lombardia TV e fino al web e alle pagine ovviamente social in streaming, quello che appunto sta accadendo in questo momento storico. Poi vedremo di riportarlo magari in TV, vediamo un po', ci stiamo muovendo in questa direzione. La cosa più interessante è che Calcio che fa ha sempre legato, diciamo, il suo nome a degli argomenti che sono legati anche alla stessa attualità, ma riportano anche un po' un sapore antico, e questo lo possiamo fare ovviamente con i due ospiti di oggi, quindi Davide Grassi e Alberto Filiolia. Eccoli qua. Buonasera, buonasera. Ciao Fulvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci, e quindi a tutte le ascoltatrici. Ascoltatori, quindi dell'uno e dell'altro, poi del naviglio di qua e del naviglio di là, perché il discorso di oggi è legato principalmente alla presentazione del libro, eccolo qua, 100 derby sui navigli, Alberto Filiolia, Davide Grassi, Mauro Ramondi, che per problemi di lavoro non può partecipare a questa trasmissione, però dopo ci racconterete anche il suo apporto ovviamente riguardo al libro, e prefazione di Gian Felice Facchetti e ovviamente per par condicio di Filippo Galli in tutto ciò. Il libro ce l'abbiamo qua, è un bel tomo. È un bel tomo perché riporta dei derby fantastici, derby che poi appunto al di là della propria appartenenza sono derby che raccontano sempre la storia o l'evoluzione sia del derby che anche del costume italiano, o più principalmente della città di Milano. Voglio sapere innanzitutto come sono stati divisi i compiti, perché è chiaro che c'è un'appartenenza, Davide è milanista, Alberto è interista, Mauro invece? Milanista. Milanista anche lui. Milanista anche lui. Quindi come vi siete divisi? Quindi Davide, se magari inizi tu da questo punto di vista, così i compiti. Ma semplicemente abbiamo fatto un elenco di quelle che ci sembravano le partite più significative tra Milan e Inter, e poi ognuno andava a pescare quelle per cui aveva maggior interesse, o per ricordi personali o per l'esito della partita stessa. È stato abbastanza semplice, devo dire, la suddivisione. Ecco, il contributo di Mauro è andato in quella direzione anche lui? Sì, certo. Beh, essendo due milanisti, noi abbiamo ovviamente scelto le partite che ci davano dei ricordi più piacevoli. Magari Alberto si è più soffermato, ad esempio, sugli ultimi derby, cosa che noi abbiamo evitato di fare. Poi adesso, a parte le battute, sì, comunque non è stato un grande problema, ecco. Ecco. Ognuno aveva degli spunti, dei ricordi, e li ha inseriti in questi racconti. Allora, Alberto, che va avanti in un percorso di laboratorio di scrittura, no? Come ha visto questo coinvolgimento personale, no? Perché essendo scritto a 6 mani, ovviamente ci possono essere degli sbilanciamenti al di là del tifo e dell'appartenenza all'interno del libro. C'è stato diciamo delle regole che in qualche modo sono state un po' un comune denominatore in tutti i derby che sono stati rappresentati sul libro. Beh, nonostante l'apparenza non siamo poi così tribali, nonostante o differenti. la fede o i colori per cui si palpita. Tutte e tre siamo amanti comunque della storia, dello sport e dei suoi valori, e quindi non è stato affatto complicato trovare la quadra. Peraltro non è il primo libro che scriviamo insieme, perché questo libro sul derby è una sorta di work in progress che va avanti dal 2008, e questo è il terzo libro che facciamo con 100 racconti, quindi è veramente
corposo, sono 356 pagine. Abbiamo stilato, come diceva Davide, una lista dei derby secondo noi più emblematici. Poi è vero anche che loro hanno fatto forse qualche vittoria in più del Milan e io qualche vittoria in più dell'Inter, però per esempio io ho scritto anche di un derby il cui titolo, il cui racconto si intitola L'assedio di Fort Apache, vinto dal Milan per 2-0. Quel derby mi è stato raccontato a tavola, a pranzo, da 3 milanisti: Pietro Paolo Virdis, Franco Baresi e Angelo Colombo. E quindi Scommetto che è il derby dell'87-88. quello in cui Passarella fece un tragico errore in difesa e Gol di segnò Gullit e e Virdis. Virdis. Sì, Ecco, qua sì. abbiamo infatti Veramente l'Inter non era quasi uscita dalla metà campo in quel derby. Poi mi sono rinfrancato perché ho trattato anche di tanti altri derby ti vinti, fermo un anche attimo. andando indietro nel passato, Ok, allora ti non fermo solo un nel attimo perché presente. qua abbiamo un'immagine che è proprio il gol di Gullit che va sotto la traversa, una cannonata da 6-7 metri. Mi ricordo un mio amico interista, non lo vidi, e tornò scornato e disse: sono fortissimi. Non abbiamo proprio superato la metà campo, era proprio vero quel concetto lì, perché era il Milan ovviamente di Sacchi che aveva dei dettami in un calcio diciamo un po' più datato, che quindi in qualche modo contrastava, no? Poi con grandi giocatori indubbiamente c'è stata questa supremazia notevole, no? Quindi si è visto, no? Stavi dicendo riguardo invece dei temi che riguardavano un po' al passato, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, perché nel recente possiamo dipanare con anche foto recuperate del passato, quindi i derby come potevano essere visti, visto che c'era una forma diciamo di cavalleria tra una situazione e l'altra, ma al tempo stesso comunque non se le mandavano in qualche modo, c'erano sempre le due contrapposizioni, la contrapposizione delle due squadre. Chi risponde, Davide o io? Quello che vuole, chi vuole. Beh, diciamo che la scissione fra, che ha portato 1908. al 1908, 9 marzo, stato da poco festeggiato il 116° compleanno con una bella vittoria sul Bologna, squadra tosta e rognosa, e quindi non poteva esserci miglior compleanno. Dal 1908, con una scissione che non dico fu traumatica, però anche un po' drammatica, sì, perché non dettata dalla benevolenza, con una sorta di disarmonia fra gli intenti dell'una e dell'altra squadra. La rivalità quindi c'è sempre stata. Peraltro non è mai sfociata in episodi particolarmente violenti o truculenti. Il derby di Milano è un derby in generale abbastanza pacifico, molto civile. In passato al massimo si scenavano i funerali dell'altra squadra, quindi delle scenografie, sfottò, però è stato sempre quasi sempre tutto contenuto in binari su non questo difficili, insomma, da sì, sì. percorrere. No, posso Alberto, aggiungere una cosa su questo vai aspetto Davide, che vai, dice vai. Alberto, perché qualche anno fa abbiamo fatto appunto una presentazione di un libro dedicato sempre alla storia dei derby. È venuto a vedere questa presentazione un mio amico di Roma, che è tifoso della Roma, e mi ha detto testuali parole: a Roma una cosa del genere non sarebbe possibile, cioè di vedere quell'occasione. Esatto, C'erano tra l'altro ospiti Lodetti e Beccalossi, è stato anche molto sì. divertente perché due persone molto simpatiche. Lui mi ha detto: a Roma una cosa del genere, con la Roma e la Lazio insieme, giocatori delle due diverse squadre, tifosi insieme, a una presentazione di questo tipo non sarebbe possibile. Questo per capire insomma il clima diverso che si respira a Milano Esatto. rispetto ad altre città. E quindi questo non fa altro che, perché è un ragionamento che sto facendo anch'io in questo ultimo periodo, perché c'è l'argomento dello stadio, no? Quindi parliamo un attimo dello stadio, no? Quindi parliamo anche di attualità. Lo stadio adesso ha questa ultima proposta che finalmente in qualche modo è dettata dall'amministrazione pubblica, con un coinvolgimento di una società esterna, quindi un budget che sembrerebbe tra virgolette limitato.
a fronte di un passo fondamentale che è stato fatto dal Milan, quello di acquistare ovviamente una zona ben precisa con 40 milioni di San Donato, quindi non si scherza. Adesso a questo punto qua, infatti il sindaco Sala è venuto fuori con questa proposta. Quello che voglio dire è che è proprio questo il discorso, che alla fine della fiera sì, ci sono state le scaramucce, ci sono state anche delle situazioni incresciose nel passato, ma pochissime, e negli ultimi anni ancora meno, ancora proprio rimane proprio lo sfottò alla base tra le due tifoserie ovviamente, e credo che questo discorso sia proprio legato al fatto che tutte e due sono all'interno dello stesso stadio, tutte e due le tifoserie tendenzialmente amano lo stadio di San Siro, no? O perlomeno una bella fetta, anche se magari qualcuno è proiettato sullo stadio nuovo, cosa che invece magari da altre parti è un po' differente, anche perché poi per esempio a Roma è lo stesso stadio, però hanno avuto anche Flaminio, hanno avuto anche dei momenti diciamo differenti. Invece San Siro è dal 1929 che accoglie le due squadre. Chi vuole rispondere riguardo a questo? Quindi come differenza rispetto alle altre squadre? Cioè c'entra lo stadio, quindi? Forse anche da prima, forse del 26 mi pare, 26. no? Correggimi Davide se ricordo male. Venne inaugurato da un Inter Milan, finita 6-3 per l'Inter, e lo stadio era stato costruito da un Pirelli. Certo, Pirelli. l'Inter giocava, Che era milanista, però non giocava a San specificamente. Siro, l'Inter giocava in via Goldoni, poi Goldoni. all'Arena, quindi fino al dopoguerra l'Inter aveva un altro stadio, l'Arena Civica di Milano. Sì. Tuttavia, emigrati a San Siro, anche quello è diventato per metà nerazzurro, come è rimasto per metà milanista, e credo che entrambe le tifoserie siano affezionatissime allo stadio. La mia posizione è molto tranchant: San Siro barra Meazza deve rimanere, punto e basta, perché i monumenti non si abbattono, non puoi pensare di abbattere il Duomo di Milano. Anche lo stadio di San Siro barra Meazza è a sua volta un monumento, vi sono state scritte pagine storiche nella storia italiana, nella storia dello sport, del costume. Pensare di andare altrove o di demolirlo, secondo me, è un'idea che non voglio neanche prendere in considerazione. Questa è la mia posizione personale. Davide, la tua posizione allora riguardo allo stadio? Ma io spero che possa essere ristrutturato come si è ipotizzato in questi giorni, e quindi poi ammodernato, e possa rimanere la casa Di tutte e due? di Milan e Inter. Però appunto vorrei fare queste precisazioni storiche, che in realtà San Siro è stato costruito da un Pirelli che però era milanista, quindi all'inizio era lo stadio del Milan, poi vi abbiamo gentilmente ospitato. Va bene. Per essere precisi, ecco. Alberto, ringraziamoli. Ringraziamo sentitamente. E poi, va tra bene. l'altro, loro dicono anche che, essendo poi lo stadio stato intitolato al grande Peppino Meazza, Meazza ha giocato anche 2 anni nel Nel Milan, ma è Milan. raro manum est a Sì, questo mondo. infatti dopo è Quindi, tornato. dopo è tornato, pentitissimo peraltro. Sì. No, scusate, il discorso però del Milan che va a San Donato, vabbè che non è un problema, possono rivendere tranquillamente quell'area, anzi magari ci guadagnano anche qualcosa, però quello che voglio dire, mi sembra che sarebbe veramente un peccato, perché se rimane anche San Siro con le due squadre che si fanno gli stadi, San Siro perde automaticamente tutto quello che è la storia, cioè la storia la fanno anche le due squadre che ci giocano dentro, ma neanche solo una. Anche solo una, il Milan a quel punto lì, sì, certo, si ricorda il gol di Etli, tutto quello che si può ricordare, diciamo, del passato, però avendo il campo a San Donato, sfiamma, diciamo, San Siro. Secondo me dovrebbero andare tutte e due le squadre come la proposta, diciamo, di Sala, no? Riammodernato in qualche modo, e poi non riesco a capire per quale motivo non si possa trovare una giusta soluzione anche per tutta una logica di strutture annesse, no? In questa, perché è chiaro che anche il business ovviamente deriva da quello, e quindi ognuno, avendo delle zone su cui può attingere maggiormente, può anche recuperare delle risorse. È chiaro che se dopo lo devi dividere al 50% è un po' meno, però
non fai uno stadio da 1 miliardo, fai uno stadio da 300 milioni. Quindi Beh, noi amiamo San Siro e tutte le partite si sono giocate a San Siro. È semplice il ragionamento. Sin da quando era un catino aperto, senza copertura, era bellissimo anche allora. È sempre stato uno stadio bellissimo, affascinante. No, anche perché poi vengono nelle anche quando partite. c'era la nebbia. Esatto, mi ricordo un Inter Admira-Wacker con la nebbia che durante l'intervallo scollinava e scendeva giù. Poi abbiamo vinto 2-1, ma siamo usciti dalla Coppa. Perché una nebbia pazzesca. Infatti col terzo anello la nebbia rimane più bassa e quindi non riesce più a Vedi, entrare. invece il Milan è stato più fortunato a Belgrado con la nebbia. Sì, Questa vedo è che una battuta un po' scontata comunque. Davide, scusa un attimo, io adesso Non te però l'aspettavi, dai, non era scontata. Davide, Però però alla fine abbiamo vinto anche poi è il un campione, colpo quindi basso, dai, capisco che ti ammettiamolo. roda questo, a però me pare però si adesso, attacca a queste cose. a me pare adesso, vedendovi, no, che Alberto lo trovo veramente con un sorriso continuo e Davide invece con un sorriso un po' più contrito. Può essere il riflesso, diciamo, di questa, non solo della classifica, ma dell'andamento delle due squadre, di questo derby infinito che dura poi alla fine tutto l'anno? Vabbè, perché se vogliamo fare riferimenti al campionato di adesso, Certo. essendo entrambi interisti, capisco che No, io non ci sia rido, io ti una sottile assecondo ironia. l'uno o l'altro. Perché comunque onore al merito dell'Inter che ha già vinto il campionato, quindi non ho nient'altro da, non ho nient'altro da dire. Comunque siamo secondi, non mi sembra che sia così disastroso il campionato del Ecco, Milan. allora ti dico questo, alla fine della fiera, con quanti infortunati? 30 ce ne sono state, non mi ricordo neanche più. Troppi, sì. 30 infortunati, con una rosa paghicchiata abbastanza bene, anche se il bilancio è andato a pari, però non con dei fenomeni di giocatori che sono stati inseriti, con delle manchevolezze, il centravanti di riserva e magari anche un uomo di fascia un po' più potente, più interessante, o anche uno stesso centrale che possa dar ricambio a Kjaer. Insomma, Thiov si è infortunato, ma è anche abbastanza inesperto. Quindi ci sono dei deficit ben precisi. Arrivato a un certo punto siete secondi in classifica, anche se con una distanza notevole, però l'Inter sta andando veramente molto male. Alla fine io non vedo tutti questi disastri da parte di Pioli, perché è sempre stato un pragmatico, no? Ma sì, la O squadra lo ha vedi avuto male? O lo vedi no, la male? squadra ha avuto notevoli alti e bassi, poi si sa come il tifoso, passa in un attimo dal Pioli on fire al Pioli out, perché non ci sono mai le Sì. mezze misure in Italia, no? Poi come al solito la verità sta nel mezzo, Pioli ci ha fatto vincere lo Ma scudetto. il tuo pensiero riguarda questo? Secondo te Pioli è un allenatore su cui poter puntare quindi l'anno prossimo, nonostante questi attenuanti? Ma io credo che le sue sorti siano appese a quelle dell'Europa League. Ciò detto, come dire, ripeto, ci ha fatto vincere uno scudetto e quindi io comunque è una persona che stimo. Credo che dopo 5 anni un ciclo finisca anche per esaurirsi, quindi forse può essere anche giusto, al di là di come finirà l'Europa League, Cosa dare una vedresti allora? scossa all'ambiente. Ecco. Cosa vedresti quindi in un discorso con un organico, con poca possibilità di comprare giocatori, perché la tendenza di Cardinale non è quella di andare a investire più di tanto, no? È scomparso, non vuole rispondere alla domanda. Hai No, visto? ci sono, ma c'è qualche problema tecnico perché vedo soltanto la mia icona adesso. Esatto, Non quindi è stato voluto, comunque vabbè. Sì, vabbè, se vuoi sembra che tu stia ricevendo le stimmate, lo sai, Vedi alla mano mi sinistra, c'è un illumino raggio che ti d'immenso colpisce anche alla mano nella foto. sinistra, mi sa che ti professor conviene Francesco. rientrare. Proviamo? Provo a Sì, ti scollegarmi. conviene rientrare a questo punto. Lo tolgo, vabbè, quindi vabbè, era una domanda che riguardava ovviamente Davide da questo punto di vista. Alberto, tu allora che sei dall'altra parte del naviglio, cioè, hanno delle attenuanti loro oppure non sono meritevoli di attenuanti? Secondo me Pioli è un ottimo allenatore, ha fatto molto bene, ha risollevato il Milan, ha vinto uno scudetto insperato, è una persona molto equilibrata. Non riesco neanche a capire perché si discuta di mandarlo via. Poi è un problema, diciamo, della parrocchia rossonera, però a me sembra che abbia fatto molto bene e quindi
a parte i derby, per cui lo ringraziamo, che gli ultimi 5 sono stati vinti dall'Inter, Pioli ha fatto molto bene. Io ci penserei un po' su, se fossi nella dirigenza rossonera, prima di Ok. disfarsi di un allenatore di tale valore, dopo anche che è andato via uno come Maldini, che di calcio ne capisce tanto. Quindi, Davide è non so, questa rientrato. voglia di repuristi che a volte piove in seno alle Sì, società mi lascia un po' perplesso. Anche questo, Inzaghi era stato in bilico, beh, quello facendolo però, lavorare ha eh, fatto, ha eh, fatto poi, ha portato su un piatto d'argento dei risultati. è rimasto attaccato al risultato, ma era anche chiaro che c'era una logica perché era qualificato tra le prime 4 della Champions e aveva comunque la Champions da giocare. Davide, ti ho fatto questa domanda, sapere appunto se l'anno prossimo, cambiando un allenatore con un organico del genere, chi puoi andare a prendere? Un allenatore che qua devi cambiare della materia prima, non è forse l'allenatore che deve essere cambiato? Beh, innanzitutto bisogna cambiare in ogni caso chi gestisce la preparazione del Milan, perché non è possibile avere un Ecco, numero di infortunati di questo tipo, un problema alla base ci deve essere. E poi ci vorrebbero sicuramente dei rinforzi importanti, credo almeno un rinforzo importante nei 3 il settori, reparto. nei 3 reparti della squadra. Sì. Dopodiché, per quanto riguarda l'allenatore, come dicevo, adesso penso che sia ancora un discorso in sospeso e dipenderà un po' dal finale di stagione, soprattutto dell'Europa League. Il campionato comunque, ripeto, essendo secondo posto e essendo mai l'Inter irraggiungibile, mantenere la posizione già andrebbe bene. Poi in Europa League vediamo adesso giovedì cosa succederà. Dopodiché ci sono comunque squadre di un certo livello come soprattutto il Liverpool e il Bayer Leverkusen, e con loro potrebbe essere la vera prova del 9. Ecco. Ecco, poi è chiaro che poi fai una partita con lo Slavia Praga in superiorità numerica, comunque la partita l'hai vinta. Ecco, diciamo che alla fine tutta questa problematica è legata al fatto che in difesa o la capacità difensiva del Milan non è importante, non è di rilievo, mentre invece l'attacco è il secondo attacco del campionato, quindi non è neanche tanto distante dai gol, insomma, abbastanza, però ha fatto tanti gol, quindi funziona il movimento rispetto all'anno scorso che aveva dei problemi magari a segnare. Bisogna vedere se l'equilibrio che deve essere, diciamo, in qualche modo mantenuto. Senti, andiamo a vedere un attimo dei personaggi, perché ci sono dei personaggi, c'è quello più famoso degli anni 50 che è legato a un derby famoso, e qui ovviamente tiro in ballo Alberto. Abbiamo qua Lorenzi, che è famoso per quel derby in cui Quello del limone mise un sul agrume, ecco. dischetto, Ecco, ogni sul tanto però dischetto del calcio di rigore. vengono fuori queste cose, tipo il giocatore che Sì, va sulla lunetta e mette una tacchettata per cercare di magari fare una fossa. È successo, adesso non mi ricordo come si chiamava il giocatore del Torino una ventina d'anni fa, vabbè, mi verrà in mente, scavò una buca e Salas nel derby di Torino la tirò su la palla. Quindi Alberto, come se vuoi fece il appunto. giocatore del Milan dopo il limone, il mezzo limone messo lì proditoriamente da quel gran bel Sacramento che era Benito Lorenzi da Sì, Borga Buggiano. Beh, Lorenzi era un giocatore estrosissimo, con un soprannome che la diceva lunga, Veleno, che a Veleno. quanto pare gli era stato addirittura attribuito dalla mamma. Arrivato a 24 anni all'Inter a Milano, ne divenne uno degli alfieri. Gol a raffica, come centravanti, a volte l'Inter giocava anche con un tridente nel famoso derby Inter-Milan 6-5 del Sì, 49, e giocava insieme ad Amadei e a Niers, praticamente Niers, erano tre attaccanti puri, sia Niers era una stato sorta di, capocannoniere di era stato. centravanti ala, però Sì. insomma alla fine avevano tutti la vocazione della punta Ecco, sono centrale, anche quei se poi giocatori, i giocatori Veleno era detto Veleno, ma anche perché aveva un carattere. A me viene in mente
centravanti per me per eccellenza, è chiaro che è superato da tanti altri centravanti nella storia del calcio, però per me era Boninsegna, no? Quindi era un giocatore Boninsegna è che aveva stato un carattere, fenomeno trascinava. assoluto. Però È per stato esempio credo uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano, non solo certo, dell'Inter. certo, ovviamente. E a questo Manca proposito mi piace ricordare il derby Inter-Milan 2-0 del 71, del trattato della 70-71, in cui dello Boninsegna scudetto. non segnò, segnarono Corso e Mazzola, però in quell'anno, nel derby di ritorno intendo dire, in Sì, quell'anno 2-0, Boninsegna si laureò come capocannoniere facendo anche quel gol in acrobazia contro il Foggia che è strepitoso. scolpito nella memoria, nell'immaginario collettivo. Infatti l'immaginario Comunque, tornando a collettivo. Lorenzi, Lorenzi è stato un interprete del gioco di grandissima fantasia, con un carattere qualche volta anche un po' sopra le righe, per quanto poi fuori dal campo non fosse detestato, perché era anche un simpaticone, però in campo ne poteva fare di tutti i colori, così, non so, aggrapparsi alle pudenda del difensore che lo voleva marcare. Una volta diede anche un pugnetto in testa a Niers perché non aveva raccolto bene un passaggio, era capace anche di inveire contro i tifosi che inveivano contro di lui, cioè Beh, insomma, è un bel carattere. era un tipetto, no? È la Molto transa religioso, agonistica, peraltro. ecco, quindi Chiudo un attimo con Benito Veleno Lorenzi per dire che ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, di portarlo anche qui al mio paese, Cesano Boscone, all'oratorio, dove ha sì. raccontato gesti e aneddoti a un centinaio di ragazzi. E quando raccontava la storia del limone, si arricchiva sempre di qualche nuovo particolare. Era un affabulatore. E tra Era un po' l'altro andò poi a fine carriera ad Alessandria, dove c'era quello che sarebbe poi divenuto il Golden il Boy, Golden che Boy. avrebbe potuto diventare interista, chi lo sa. Ai ai ai. E Però invece vi volevo trasportare però su un argomento che ho parlato di Boninsegna, come per dire il calcio di una volta. Sembra che ci potessero essere solo degli elementi che con grande carattere, ma anche in ogni squadra, guarda Rivera che importanza al di là del suo gioco, Mazzola, Corso, giocatori che comunque avevano una sostanza al di là, un'immagine ben precisa. Il calcio di adesso è un po' più evanescente su quella che è, diciamo, la qualità, la personalità dei giocatori. Mi viene in mente per esempio Leao. Quanto influisce questo discorso? Perché Leao alla fine è criticato al Milan perché sembra quasi che non si impegni, però alla fine lui i gol li fa, gli assist li fa, gioca in una posizione del campo che è un po' difficile da giocare per uno che è in velocità e che deve fare un po' tutto. Certe volte bisogna forse anche pensare alla questione tecnica, tattica di un giocatore, che non è quindi un discorso solo di carattere, quando poi comunque in ogni caso il carattere è fondamentale. Vedi Giroud, per esempio, al centro del campo ha carattere. Davide, ti ho tirato in ballo. sì, beh, innanzitutto bisogna ricordare che Leao è ancora molto giovane, forse Certo, si tende un po' a dimenticarlo a volte, mentre Giroud sì. è un giocatore di grande esperienza oltre che di grande carattere. Seconda cosa, è vero sì che a volte lui sembra assentarsi un po' dalla partita, però è anche vero che molto spesso, se andiamo a vedere anche nel passato, i giocatori di grande talento hanno avuto questi atteggiamenti, basti solo ricordare, non so, nel Milan mi viene in mente Savicevic, che è un Certo. giocatore immenso, ma aveva delle giornate in cui sembrava assentarsi completamente dal Sì, sì, gioco. Oppure anche nell'Inter mi ricordo lo stesso Corso, era un giocatore di grande certo. talento che però a volte tendeva un po' a estraniarsi dalla partita. Quindi questi giocatori che hanno grande fantasia, grande tecnica, spesso hanno anche questa tendenza un po' a non essere continui. Se avesse maggiore continuità, come spero possa acquisire in futuro, sicuramente diventerà un giocatore Secondo di te, livello mondiale. secondo te può diventare, a me sembra che alla fine della fiera Magnan, Teo Hernandez e Leao sono i tre giocatori di sostanza, poi metti anche Giroud indubbiamente, sono i tre giocatori fondamentali nel Milan, però spostano la squadra, anche se quest'anno è più equilibrata geograficamente, perché anche a destra gioca meglio, l'anno scorso non giocava a destra praticamente, cambiare forse anche logica tattica, togliere Leao, lo vendi,
Secondo te è una cosa che è praticabile, perché a parte il fatto che potrebbe arrivare anche un'offerta importante, per cercare anche di ricambiare, perché lui effettivamente sposta molto sulla sinistra il gioco. No, io sarei per tenere Leao sicuramente, anche Tenerlo. perché se andiamo a vedere buona parte dei gol del Milan, anche quando lui non segna e non ha segnato poi così spesso, in effetti quest'anno arrivano da suoi improvvisi strappi Sì. sulla fascia, assist, così come anche, devo dire, per fortuna anche dall'altra parte lo stesso avviene in modo diverso anche Pulisic. con Pulisic. Sì. Quindi togliere quelli che sono due dei punti di forza di questo Milan, o uno dei due, mi sembrerebbe un po' controproducente, a meno Ok. che non arrivi veramente un'offerta indecente, allora uno capisco che possa Quello per forza. Un'offerta indecente nei confronti di Lautaro Martinez, Alberto, come la vedresti? Impossibile. Lautaro Martinez è uno di È quei impossibile. giocatori che ha sposato la bandiera, ormai ce ne sono pochissimi e lui mi Sei pare sicuro? appartenere. Sei Sì, sicuro? io dico di sì, secondo me lui appartiene a quella categoria, è anche ben compreso nel ruolo, con l'Inter può vincere tantissimo, credo che rifiuterebbe anche Ponti d'Oro dalla penisola arabica per rimanere all'Inter, perché piaccia o Quello non magari piaccia, sì, però so che si gioca in Europa e ancora a un livello inarrivabile. Io credo che Lautaro rimarrà all'Inter, o comunque me lo auguro, perché un giocatore così, mentre mi auguro che qualcun altro compri Leao, perché così non ci farà più da spina nel fianco nei derby, perché è il giocatore che temo di più in assoluto del Milan, perché ha un tasso di creatività, a parte il dribbling in velocità che pochi altri hanno in circolazione, quindi i patemi d'animo all'Inter, secondo me, vengono da lì, vengono da li lì. può fornire un giocatore come Leao, o Ok. Leon, come forse la pronuncia più corretta sarebbe quella. Leo. Va bene, senti, andiamo a vedere un altro centravanti, perché poi c'è stata tanta di quella, come si dice? Ah no, anzi, sì, sì. Andiamo a vedere quest'altro, perché questo è un ricordo di un derby. Lo vediamo qua, era un acquitrino, non mi ricordo più, 72-73. 3-2 negli ultimi minuti, un tiro distante fu toccato di chiappa da Albertino Bigon, e mi ricordo che la settimana successiva su un tiro di Prati Bigon fu colpito alla testa e fece un secondo gol in questo modo. Quindi diciamo un giocatore un po', scherzo, perché era un giocatore bravissimo, un centravanti come si dice adesso, un falso 9, no? Che giocava un po' più indietro, partiva da dietro, tecnicamente molto bravo. I derby alla fine della fiera sono proprio decisi anche da una sola giocata. Penso al gol di Berti all'ultimo secondo su traversone di Klinsmann, penso ai gol che faceva Massaro sempre verso la fine e segnava sempre lui in quella direzione, ed era veramente un satanasso, quindi sempre osteggiato ovviamente dai tifosi interisti, però andava a segnare. Quindi alla fine della fiera l'importante è non avere un bel gioco, ma vincere il derby di sguincio all'ultimo secondo, meglio con un'autorete. Siete sempre d'accordo di questa affermazione, oppure il bel gioco, che è una cosa che io ogni tanto prendo un po' in giro, deve in qualche modo trionfare sia da una parte che dall'altra? La legittimazione del risultato passa dal gioco. Beh, innanzitutto vorrei precisare che in realtà non l'ho preso proprio con la chiappa il pallone, quello è un po' creata questa leggenda. Se si va a Beh, vedere però l'immagine era proprio sì, la parte alta della coscia, diciamo, vuole proprio la scendere parte alta ipotizzare della la coscia. Oppure il gluteo basso. Il gluteo basso, esatto. Alberto, la definizione proprio la specifica, no? A loro dà fastidio di No, vincere. poi Comunque, piaccia o giustamente non per piaccia, fu Puro un gol di merito. culo. Puro Cioè, l'importante poi è che non la palla sia entrata, letteralmente, però vabbè. metaforicamente sì. E Poi quindi, vabbè, visto che prego. siamo in vena di provocazioni, diciamo che nell'ambito del bel giuoco, Bel gioco. diciamo che il Milan ha avuto dei picchi forse maggiori, ecco, rispetto all'Inter, quindi se si riesce a esprimere anche un bel gioco tanto meglio, però poi è chiaro che alla fine
quello che conta è il risultato. Se uno vince anche magari Oddio, giocando male con un oddio, autogol al 90esimo, è confutabile contento lo perché stesso. nell'ultimo Sentiamo, 5-1 il bel gioco l'ha fatto soprattutto l'Inter. Adesso ho analizzato, Poi diciamo, a volte giocano storicamente, tutte e poi se ci due si così ferma... male, ma così male. L'ultimo derby che ho visto dal vivo è stato un Inter-Milan 1-0 con gol di Cardi alla fine, su per un traversone errore, mezzo di... errore anche di Donnarumma. Sì, sì, Cioè, su io mi traversone da sono destra. annoiato praticamente per 90 minuti, a parte il fatto che c'era un vento terrificante, vento e noia, una serata, e dicevo, una serata buttata via, vento e noia, fino a che Icardi allo scadere piazza il colpettino di testa, e comunque anche quello, nonostante tutto, è stato un bel godimento, ecco, perché Vabbè, comunque quello lo perdere un so, me lo derby ti ricordo scoccia, eh. con il cross di Vessino dalla destra. Invece io volevo, vi ho trascinato sul discorso del bel gioco perché io non ce la faccio. Io quando sento Arrigo Sacchi mi prudono sopra le mani proprio, comincio veramente a diventare matto, ma non da adesso perché ultimamente fa delle esternazioni, ma esattamente dal periodo iniziale, no? E dove io vedo questi due allenatori che poi alla fine se ne sono date sul campo in un modo o nell'altro, nel senso bonario ovviamente del termine, con due filosofie di gioco. Alla fine della fiera credo che non si inventi più di tanto il calcio, perché ancora adesso lo stesso Sacchi dice delle cose, per esempio riguardo all'Inter, che secondo me non c'entrano niente, quando magari anche il Milan gioca in una forma di contropiede, no? Che cosa che lui ha sempre osteggiato. Alla fine, vabbè, probabilmente qualche anno che ha Sacchi in più lo ha reso un poco lucido, però nel calcio non c'è molto da inventare, bisogna cercare di attirare l'avversario e cercare di sorprenderlo, a meno che non hai un impianto di gioco come grandissimi giocatori come il Barcellona di Guardiola e anche il Milan di Sacchi in quel periodo storico. Esiste questa logica ancora adesso, visto che per esempio il City gioca con 5 giocatori d'attacco e fa una finale che deve segnare con un centrocampista da lontano, perché altrimenti va ai tempi supplementari con l'Inter e subisce anche un forcing finale che magari poteva portare anche al pareggio e supplementari. Alla fine credo che non c'è molto da inventare nel calcio di adesso. Qual è il vostro pensiero? O ci sono ancora delle sacche di conoscenza che devono essere in qualche modo rivisitate o avventurarsi magari? Vai prima tu, Davide, poi magari faccio una Vai, postilla. Davide. Bah, secondo me dipende molto poi dal materiale umano che si ha a disposizione, poi per essere molto concreti, perché poi anche gli schemi di gioco devono essere un po' adattati alle caratteristiche dei giocatori, quindi è chiaro che se si hanno dei giocatori con cui si può imporre il gioco in un certo modo, è giusto farlo. L'allenatore intelligente però deve capire che magari in certe circostanze, se non ha quel tipo di giocatori, o se quel tipo di giocatori poi magari vengono spremuti anche troppo alla distanza, deve anche intervenire in altro modo. Perciò sì, comunque è difficile inventarsi qualcosa di nuovo oggi, di rivoluzionario, perché ormai del calcio si è già stato inventato quasi tutto, però è anche vero che ci sono degli allenatori che hanno dimostrato di avere delle idee innovative che piacciono o meno, e poi ripeto, il materiale umano alla fine è Beh, quello che fa sempre la differenza. anche perché poi il calcio è cambiato anche notevolmente da un punto di vista fisico, no? Sono tutti ormai diventati, sono dei palestrati, no? Quindi veramente devi cambiare. Vedo i calciatori dell'epoca degli anni 70, per esempio, grandi gambe, il busto non era sviluppato, no? Quindi capacità magari aerobiche, ma vabbè, sentiamo invece Alberto riguardo un po' alla logica del gioco, non gioco, Questa è una risultato. domanda interessantissima che potrebbe richiedere anche risposte Lunghe, lunghe, tuttavia sarò certo. molto sintetico. Non so, il calcio dell'Uruguay negli anni 20 era un calcio evolutissimo, come il calcio danubiano negli anni 30. Tutti hanno pescato qualcosa da qualcuno. L'Ungheria degli anni 50 giocava un calcio splendido, come il Brasile degli anni 70 che faceva il football bailado, come Certo. diceva Brera, e quell'apparente lentezza era compensata da gesti tecnici preziosissimi, certi dribbling non si vedono quasi più.
Quindi Sì, io non sono fra quelli che crede che che il calcio di un tempo fosse inferiore perché apparentemente apparentemente non solo il dinamismo era più scarso. No, a parte il fatto che tutto va contestualizzato, inventare qualcosa di difficile, forse l'ultima grande invenzione è stata quella dell'Olanda degli anni 70, dell'Orange Brilliant, dell'arancia meccanica olandese, a cui certo. tutti si sono anche un po' poi ispirati, compreso il Milan di Sacchi che non a caso aveva 3 olandesi, perché gli olandesi hanno un senso dello spazio, della geometria che nessun altro ha. Forse ciò dipende dalle caratteristiche anche geografiche del loro paese. E qui Beh, entriamo in una sfera cioè, culturale, ma il calcio ha anche queste origini, quindi non è una cosa così capitata per beh, caso o che bello avviene per andare, caso. è bello andare ad A analizzare monte c'è anche questa a logica. monte c'è tanto altro. C'è tanto altro, sì, è E questo si vero. riflette anche nelle concezioni di gioco dei vari allenatori che si sono succeduti sulle Beh, panchine di chiaro, anche Inter i e di brasiliani, per Milan esempio, certo. e che hanno vinto o perso i loro bei Sì, derby. diciamo che la provenienza, il connotato geografico ha la sua importanza. Stavo dicendo i brasiliani, dove c'è chiaramente la cultura del pallone, proprio della tecnica individuale, così concettualmente, oppure non so, i portoghesi che hanno una gestione invece del pallone a livello di gruppo, magari anche lenta, come è stata nel passato, e che comunque la rivedi anche in una forma più moderna attualmente. E l'Italia invece ha la ripartenza, il contropiede, Il ma contropiede secondo non è me, mica un'azione delinquenziale, il lo contropiede è so, un'azione questo bisogna dirlo a spettacolare. qualcuno. Anche in altri sport come nel basket, il contropiede è Esiste, un'azione certo, principe, certo. trova le difese sguarnite e punisce. Non è, giocare di rimessa non è delittuoso. Poi si può anche attaccare in massa, si può anche fare gioco, ma giocare in contropiede è un'idea intelligente con il suo tasso di spettacolarità. Quindi questa è Sì, la mia è anche scuola vero che quello di che si pensiero. va, quello che si va a prendere, diciamo, come esempio di contropiede è il contropiede proprio all'arroccato completamente dietro, Del il catenaccio. catenaccio vero e proprio con il libero staccato e poi dopo si prende e si va. Vabbè, fatemi la domanda, qual è il derby a cui tieni di più del passato? Fatemi la domanda. Ah, te la facciamo noi? Qual è il derby? Qual Vabbè. è il derby a cui ci tieni di più del passato? È questo. Vediamo se ne abbiamo parlato. Questo, gol di Serena proprio in quel periodo storico, perché a chi era a San Siro, quella partita lì non può non riscontrare una superiorità di gioco da parte del Milan di Sacchi, indubbiamente, ma bastò un'operazione di contropiede come quella per andare a vincere un derby e poi mettersi in difesa. Poi l'Inter scrisse delle pagine più agili, più belle, divertenti nelle giornate successive. Questo per riportare l'argomento Sacchi Trapattoni, no? Che secondo me è sempre un argomento attuale e divertente da spulciare, no? Perché poi alla fine Cos'era? L'11 dicembre 1988. 188, 88. Gol di Poi abbiamo, Serena. C'è un racconto nel nostro libro, sì, Milan-Inter 0-1, l'uomo con la pelle a righe rosso-nerazzurre, perché come sai Serena un po' stava col Milan, un po' con l'Inter, dall'altro, poi o Torino, il Torino Torino e e la Juve Juve, anche. e quindi era uno che è l'unico, cambiava no? pelle spesso, non per colpa sua. Certo. Lui, secondo me, era una bella persona e un grande centravanti. Forse non era Pelé coi piedi, ma la palla No, la sapeva buttare beh, è dentro. migliorato molto negli anni, no? Mi Sì. ricordo di essere andato una volta da Piano Gentile, c'era Radice che allenava l'Inter, alla fine dell'allenamento gli faceva fare un allenamento ben preciso per la rotazione del busto, perché lui aveva un busto molto statico, no? Quindi quando era giovane, quindi all'83, poi dopo ha migliorato. Poi comunque ha passato del Torino, ha passato nella Juventus ed è stato l'unico ad aver fatto le 4 squadre Sì, delle due sì. città. Vi ho fatto vedere brevemente questo, che è un derby storico, appunto pensando allo stadio di San Siro.
se c'era anche un'ipotesi di fare una specie di piazza, al posto buttare giù San Siro, ma lasciare, diciamo, il rettangolo di gioco, quindi a quel punto lì avremmo dovuto costruire, inserire una mattonella. Qui ci fu lo stacco di Etli nei confronti di Collovati. Collovati ha sempre detto: quanto me l'hanno menata, ma io non sono saltato. E quindi lui invece è saltato, che saltava molto bene Etli. Anche perché Collovati era un ottimo colpitore di testa, aveva un bel salto Collovati. Sì. E quindi, gli aveva preso il tempo, semplicemente una esatto, prodezza da parte di Etli, però non che Collovati fosse un minchione. Collovati era un gran giocatore, un signor giocatore coi piedi buoni, eccellente colpitore di testa, mica per caso campione del mondo, ecco. ecco, senti Però una cosa qua. onore al merito alla Al prodezza gol. di Etli. Al gol. C'è Alessandro Ravezzani, dice: ciao Fulvio. Alessandro Ravezzani, che è figlio di Ravezzani, Marco Ravezzani, che è stato il fotografo ufficiale dell'Inter, e probabilmente quella foto, perché lui rimanda questa immagine con il simbolo della macchina fotografica, quindi quella foto lì credo che l'abbia fatta proprio lui. E poi vabbè, c'è un Comunque vuol dire che io c'ero quel derby, è stata una Scusami, bella... tu descrivi quel derby. No, ero allo stadio, è stato uno dei derby a cui sono più legato, perché il Milan veniva anche da alcuni anni difficili, Difficile, e dalla Serie B. quindi sì, tra l'altro Collovati, come ben ricordiamo, è un ex giocatore del Milan, quindi è stato un momento di rivalsa per tutti i milanisti, e tant'è vero che rimane una delle immagini più iconiche, credo. Collovati si è fatto una Serie B, giusto? Ha fatto una Serie B. Sì, un anno sì, l'ha fatto in Serie B. Un anno la prima Serie B, però ha fatto tutte le giovanili nel Milan, quindi è un milanista da quel punto di vista. Poi abbiamo qualche altro amico, saluto Alessandro Tacchini e Luca Valentini, che sono giornalisti speaker. Dunque abbiamo visto questo, un altro, domandatemi qual è l'altro derby che piace molto al sottoscritto. Vabbè, allora a questo punto vi dico questo, che è gol di Pandev nel 2-0 del 2010, dove l'Inter giocò prima in 10 e poi alla fine anche in 9, e devo dire la verità che io credo di aver sofferto di coronare quella partita lì, perché era partita veramente molto male, c'era la polemica ovviamente di Mourinho, insomma. Vi sposto un attimo sulla gestione di Mourinho, quanto in questo periodo storico, no? Molti dicono, abbiamo parlato di allenatori importanti come Sacchi e Trapattoni, Mourinho è uno che ha un palmarès pazzesco, evidentemente a Roma non può essere scattata una situazione tecnica tattica da parte di De Rossi così da un momento all'altro per andare a inanellare quanti risultati consecutivi, 7 vittorie, 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con l'Inter, un rullino di marcia notevolissimo che sta portando la Roma alla zona Champions. Quindi probabilmente l'allenatore, forse in certi momenti, se non ha più lo spogliatoio, presumo, è un po' difficile riuscire ad andare avanti, no? Siete di questo avviso? Beh, mi sembra che questo caso sia emblematico. Devo dire che ultimamente Mourinho ha un po' accentuato quelli che erano già i suoi atteggiamenti passati, sempre polemici, un po' piagnoni. Secondo me questo, soprattutto in un ambiente come quello di Roma, che è molto sensibile a determinate cose, fluiva negativamente. È arrivato De Rossi, che dopo Totti forse è il giocatore più amato della Roma, un simbolo non puoi avere una bacchetta magica da un momento all'altro. No, ha sbloccato mentalmente i giocatori, secondo me. Sì. Alberto, tu invece forse Mourinho ha ancora la pelle nero-azzurra sotto la canottiera. Certo è un allenatore a cui tutti gli interisti sono legati, perché un'impresa come il triplete non te la puoi proprio dimenticare. Certo. Il Mourinho post-Inter non ha raggiunto, non ha avuto gli stessi esiti, gli stessi risultati, sì, qua e là qualcosa ogni tanto, ma non è quel Mourinho. È uno dei pochi allenatori che farebbe anche piacere rivedere sulla panchina interista, ma certo Inzaghi va benissimo, secondo me è un grandissimo allenatore, l'Inter spero che lo tenga per tanti anni, certo. però sarebbe bello anche un giorno
rivedere Mourinho, Forse è un po' romantica come visione, no? che ha vinto anche dei derby clamorosi, cioè il Non è un derby po' troppo romantica questa visione, vinto perché di solito 4-0, sente? 4-0, dominando letteralmente col bel gioco, lui che è considerato uno sparagnino, il derby vinto 2-0 giocando in 9, insomma è tanta roba. Anche Zenga mi sarebbe piaciuto vedere un giorno sulla panchina dell'Inter o lavorare per l'Inter, Ecco, perché sentiamo. comunque è importante il cuore, nonostante Vabbè, questo è giusto, il questo è business. giusto, è proprio il contrario di quello che sta accadendo in questo momento storico. Allora tu hai parlato di Zenga e di Mourinho in ritorno, Davide invece c'è stato un ritorno di Ancelotti una seconda volta, ma andò male, mi ricordo che c'erano i famosi 4 palloni d'oro. Chi vedresti un giocatore, diciamo, di cuore, un giocatore, rivederlo, diciamo, sulla panchina del Milan, invece, come ha detto Zenga, Alberto? Ma guarda, io sinceramente preferirei non vedere alcun giocatore del Milan sulla panchina per il Cioè semplice motivo, una bandiera per che il semplice motivo che ne abbiamo già bruciati parecchi di ex giocatori del Milan sulla panchina rossonera, da Inzaghi a Seedorf, i primi che mi vengono in mente, e preferisco ricordarli, diciamo, per quello che hanno dato come giocatori. Pirlo poteva essere un allenatore, visto che era quello più papabile nell'ultimo momento storico di Maldini al Milan. Si parlava di Pirlo, giocatore non mi sembra che Pirlo come allenatore abbia finora ottenuto grandi risultati. Giocatore immenso, io l'ho sempre amato. Non è più amatissimo dai tifosi del Milan, per la parentesi juventina, però è un giocatore che io ho sempre apprezzato tantissimo. Però anche lui, non so, non lo vedrei poi così bene sulla panchina. Parliamo di cuore, giusto parlare di cuore. Certe volte, per esempio, tu hai detto non è più, non piace, diciamo, Pirlo per la parentesi juventina, però io mi ricordo che Pirlo l'anno precedente voleva andare al Chelsea e gli è stato negato. Ecco, ogni volta che gli faccio la domanda, lui Non sono io, non... Cosa faccio? Esco di nuovo? Sì, purtroppo sì, ecco. E Quindi deve completare il lavoro delle stimmate sulla mano sinistra. Esatto. Vengo boicottato da qualche interista. Adesso ecco, se puoi ricominciare di nuovo il tragitto, perché così ti rivediamo, no? Vabbè, insomma, io volevo dire questo, che molte volte la tifoseria è anche un po' stucchevole, no? Quindi va bene il cuore, l'appartenenza, rivedere certi giocatori, eccetera, eccetera, però non puoi sempre non pensare dal punto di vista del giocatore. Cioè, Pirlo, in fin dei conti, è andato via quando gli hanno detto poi che non doveva andare al Chelsea perché puntavano su di lui. Poi è arrivato Massimiliano Allegri, che aveva una squadra sconclusionata, ha fatto, diciamo, a piazza pulita dei giocatori che in quel momento lì potevano rallentare un po' il gioco, come erano Ronaldinho e anche Pirlo, ha messo Van Bommel davanti alla difesa e ha vinto lo scudetto alla fine della fiera. Quindi questo che voglio dire, quindi certe volte va bene tutto, però il tifoso deve anche Era meglio capire. vedere giocare Ronaldinho che Van Bommel, con tutto rispetto per Van Bommel. Vabbè, dai, però era una squadra. Io mi ricordo un gol in precampionato in cui lui perse una palla violenta a centrocampo, gol in contropiede, perché si era messa a fare una Veronica. Quindi certe volte, insomma, i giocatori anche di classe non ti vediamo, magari ci sentiamo lo stesso. Sì, nella prova mi vedevo, adesso c'è di nuovo lo stesso problema. Infatti, vabbè, vedi tu se riesci a ritornare. Faccio un ultimo tentativo, se no Va bene, ok, perfetto. Vabbè, insomma, tu stai sempre diventando più scuro, sempre più al buio. Perché ho tirato giù le tapparelle, va bene, declinando, e quindi... Però ti vedo. Vabbè, senti, allora a questo punto qua, quella domanda gliela faremo dopo. Per ciò che riguarda allora il futuro invece di questa Inter, visto che dopodomani c'è una partita importantissima, secondo te è uno spartiacque oppure se si perde è sempre una bella stagione? Spartiacque per andare molto più in alto. Secondo me, se l'Inter supera l'ostacolo dell'Atletico, vince la Champions League. Ecco, tu sei sempre molto positivo. Sì, secondo me l'Inter non è inferiore al Manchester City, l'ha già dimostrato. Certo, l'Atletico in casa non è una belva facile da domare. Simeone sa anche come impostare le partite, anche se
non è che sia un calcio sempre brillantissimo, però lui col materiale che ha tira fuori il massimo, quindi è una squadra temibile, l'Atletico, ma l'Inter può vincere o non perdere, un po' come Non fece per col pareggiare. Chelsea nell'anno del triplete. Sì. Sì, potrebbe essere proprio una partita, infatti fu quella la partita che fece fare lo scatto in avanti, no? Andare a Mm. vincere a Stamford Mm. Bridge col gol dietro, Mm. e quindi vabbè, è stata una Con cosa lieto fine. con lieto Senti, fine. posso Prego. dire del prossimo appuntamento che Sì, abbiamo per la presentazione del come libro? Il no, libro è certo, questo, il libro eccolo qua, lo facciamo eh, vedere, ecco Davide lo... 100 derby sui Navigli di Alberto Figliolia, Davide Grassi, Mauro Raimondi, Eccolo edito qua. da Book Time. Questo libro lo presenteremo la prossima volta in un interclub, verrà anche Davide, non ha Chiaro, mangiato la volta scorsa, Ci sono già stato, sì. all'Interclub da Matrà, in via Giulio Natta 20, vecchio caffè della Cotica. Poi abbiamo a Milano? abbiamo già una serie di presentazioni a Milano e fuori Milano. Il libro sta già destando interesse. Poi voglio ricordare che il nostro è sì un libro sul derby, ma è anche un libro su Milano, è un libro fortemente storico, Certo, non è un libro di mera cronaca, di pura cronaca, e quindi può essere letto anche eh, da non ha chi non è quell'interesse, non è un coinvolto, interesse diciamo. specifico per il Sì. calcio, perché tant'è vero che sabato scorso alla prima presentazione una signora ha detto: io non mi occupo di calcio, però sono rimasta affascinata dal racconto che avete fatto, e quindi questa per noi è una grande gratificazione. Beh, sì, dietro ci sono tante storie, come per esempio anche i derby a ridosso del boom economico, quindi c'era per esempio un periodo storico in cui magari la partita di calcio serviva proprio per distrarre, no? Un popolo che doveva rimettersi in piedi e cominciare a marciare in una Sì, certa sì. direzione. Poi c'è Beh, stato il suggello degli anni 60 con le Coppa dei Campioni vinti dal Milan sì. e dall'Inter, che è stata strepitosa, no? Quindi Comunque il noi Milano, partiamo dal 1908, dal vabbè, primo cioè, derby giocato, che fu giocato a Chiasso in Svizzera, tra l'altro, e non c'è un decennio che non abbiamo trattato. Quindi anche il racconto di derby degli anni 20, 30, 40, 50 è abbastanza esaustivo. Quindi abbiamo fatto anche un grande lavoro di ricerca, ciascuno di noi, pur essendo tutti e tre appassionati di storia, studiare le fonti e ricercare è sempre necessario. certo, E quindi ovvio. eh, eh, Vorrei aggiungere una cosa, perché purtroppo ci almeno sei, adesso sei come tornato come bene. vedete c'è solamente il mio Certo, santino, no, ti vedo, ti no, vedo. Sì, se potete Sì. far vedere voi la parte di copertina, perché c'è un'immagine a cui tengo molto, Certo, perché si vede la fotografia di Lodetti e di Suarez, eccoli che si abbracciano durante un derby, hai ragione. e siccome sono entrambi purtroppo mancati di recente, tra Eh l'altro sì, io anche molto legato a Lodetti, che è un amico, certo. abbiamo voluto dedicare il libro a loro due, anche perché poi Giovanni mi raccontava spesso di questa amicizia che era nata tra lui e Suarez quando si ritrovarono qualche anno dopo a giocare entrambi a Genova con la maglia della Eh Sampdoria. sì, Mi certo. disse che ci fu subito un feeling personale, e infatti Lodetti e Suarez sono rimasti amici fino all'ultimo momento. Se ne sono andati quasi insieme, perché purtroppo a distanza Eh di sì. poco tempo sono mancati, e ci tenevo a ricordare, ecco, questa cosa, giusto. perché Avete fatto Ah, ecco, una molto cosa ci bene. siamo dimenticati di Prego. dire. La copertina del libro è un dipinto di Giovanni Cerri, fatto apposta per il libro, e questo pittore molto rinomato, che ora ha una Certo. mostra sui migranti italiani a Genova, è nipote di un portiere dell'Inter degli anni 30, Quindi Bonifacio Smerzi, e anche lo zio ha giocato in Serie A nel Padova di Nereo Rocco, quindi c'è anche questa piccola ciliegina sulla questo torta. beh, insomma, vedi quante cose che vengono fuori da questo punto di vista. E quindi, vabbè, abbiamo parlato dell'Inter che ha un impegno dopodomani. Davide, il Milan, come andrà? La logica è quella di riuscire
a non prendere gol a Praga, ovviamente andare avanti in questa cavalcata per l'Europa League. Sarebbe anche interessante che una squadra italiana prima o poi vada a vincerla. Quindi insomma credo che stia cominciando anche a fare un turnover giusto, lo si è visto ieri, no? Pioli sta pensando anche a questo, visto che ha fatto rifiatare alcuni titolari. Sì, io cerco di essere ottimista, tra l'altro è l'unica coppa che il Milan non ha mai vinto, quindi mi piacerebbe molto anche portarla a casa. Devo dire che nelle ultime partite il Milan non mi ha convinto fino in fondo, ieri è stata una partita piuttosto noiosa, con lo Sparta Praga è stato molto sciupone in difesa, perciò bisogna andare lì, ecco, con lo spirito giusto, soprattutto con la concentrazione giusta, perché a questo punto bisogna assolutamente passare il turno e dopo le avversarie diventeranno ancora più ostiche. Sì, certo, vabbè, Dice però bene, l'unica coppa che manca al Milan perché hanno vinto anche la Mitropa loro. Questa è la seconda battuta scontata che mi aspettavo. è un colpo basso, è un No, perché gli colpo interisti dicono sempre le me stesse la due devi battute, no? passare, Perché dai, non colpo hanno molti bassissimo. argomenti, allora sono sempre le stesse due o tre cose, va bene. Però vabbè, non Poi viene parliamo dello scudetto di considerata. cartone, ma lasciamo perdere. Dai, non ho citato la Serie B però. È vero, Basta, è l'abbiamo finita, già siamo evitata. già in area Lo sai che c'è derby. mancato il derby per 2 anni, non è per 2 stagioni, non è Ma poi ci giusto. siamo rifatti ampiamente negli anni successivi, diciamo, avete rosicato parecchio. Vi posso dire una cosa, che la cosa che mi fa un po' ridere è il fatto che adesso la gente faccia la proiezione dei punti che mancano per vincere lo scudetto, con la speranza di poter vincere lo scudetto e festeggiarlo proprio nella giornata del derby, tra 5 partite credo. Sarebbe una cosa, 21 vabbè, aprile mi pare. da tifoso diciamo potrebbe essere una cosa divertente, un po' meno per l'altra sponda, però arrivato a un certo punto, vabbè, insomma, prima si vince e meglio è, insomma, quindi staremo a vedere, perché insomma la seconda stella ha un suo significato. Davide, per te ha questo significato, visto che gli interisti adesso pensano a questa seconda stella come ovviamente un risultato che a portata di mano, ovviamente. In fin dei conti alla fine rimane 19-20, quindi non è che come scudetti vinti, quindi non è che abbiamo questa grande differenza. L'anno prossimo magari andate a vincere anche voi, quindi Ma sì, dai, in effetti non c'è questa grande differenza, come invece c'è con le Champions League, perché 7-3 è già una differenza maggiore. Ma questa è una frecciatina per Alberto. Vabbè, ci sta. Allora io vi chiudo. Anche questa è scontata. Allora vi chiudo perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ringrazio le persone che anche Roberto Minisi, ringrazio CR7 Juve, che sono degli juventini che si sono messi a guardare, quindi vabbè, allora a favore loro, visto che stanno attraversando, siete d'accordo, un momento storico veramente perlomeno scombussolato, che la Juve è la squadra che ha vinto assieme ad altre 4, adesso c'è il Bayern, c'è il Manchester United e poi le altre forse Barcellona e Real Madrid, che hanno vinto le 3 coppe fondamentali, quindi la Coppa dei Campioni o Champions League, la Coppa UEFA o Europa League e la Coppa delle Coppe. Ovviamente avendo vinto la Coppa delle Coppe non possiamo raggiungerli da questo punto di vista. Il Milan sì, perché il Milan vincendo questa Europa League potrebbe raggiungere, oltre ad aver vinto la Mitropa Cup, però l'Inter non potrebbe vincere assolutamente, raggiungere questo gruppo perché non ha mai vinto la Coppa delle Coppe. È un peccato, forse potevano anche mantenere la Coppa delle Coppe, aveva un senso, no? Che era quella dei vincitori della Coppa nazionale. Sì. Guarda, se fosse per me io farei ancora Coppa dei Campioni con i vincitori di campionato, Coppa delle Coppe con i vincitori della Coppa, certo, Coppa UEFA per però vabbè, ci sono delle logiche oggi purtroppo sono d'accordo, sono di natura economica, sfuggono agli aspetti sportivi, ma sono di natura economica, esatto. Va bene, io a questo punto qua ricordo la nostra puntata, è stata una puntata piacevole che ha girato più o meno attorno alla bellezza di questo libro, che è stato scritto appunto da Alberto Figliolia, Davide Grassi e Mauro Raimondi, che salutiamo visto che non hanno potuto intervenire per questioni di lavoro. 100 derby sui Navigli, prefazione di Gianfelice Facchetti e Filippo Galli, dedicato a Giovannino Lodetti e a Luisito Suarez, quindi 2 campioni dell'Inter e del Milan degli anni 60. Ringrazio Davide Grassi e Alberto Figliolia per aver partecipato. Ci incontreremo magari un po' più in avanti, che ne so, magari parleremo ancora di derby o parleremo comunque dell'Inter o del Milan, quindi tenetevi pronti che ci risentiamo prossimamente. Grazie mille.
Grazie, Arrivederci a buona tutti. serata. Buona serata. Grazie a buona voi, serata. saluti. Vabbè, il derby è sempre il derby, sempre a Milano ha questo significato, ma ovviamente è importante anche nelle altre città, però quello di Milano forse ha un qualcosa di ironico che tende appunto sempre allo sfottò, e quindi questa è una cosa importante, perché alla fine non dobbiamo pensare alle brutture del calcio, ma alla bellezza in sé, e quindi anche questo rientra nella sua bellezza. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, agli ospiti e a voi che avete seguito la trasmissione. Noi ci vediamo settimana prossima.